Sì, grazie Presidente. Di sicuro un argomento che l'assessore Vito e probabilmente anche l'Aula conosce molto bene, ma abbiamo inteso depositare questa interrogazione per capire ancora un ulteriore passaggio su quella che è l'annosa vicenda della realizzazione dell'elettrodotto Udine-Ovest di Puglia, proprio perché i conti non tornano ed è inutile, ormai abbiamo capito per come sono andate le cose, soprattutto negli ultimi mesi, che siccome la politica ha scelto che quest'opera si deve fare, non intende dare né spiegazioni di merito, di fatto, che possano giustificare una tale opera, né spiegazioni di metodo, perché, avevamo già detto anche a maggio, le modalità per poter arrivare a una condivisione nella realizzazione di quest'opera con tutti i comuni che si ribellano alla realizzazione di quest'opera, perché non è solo il nostro gruppo consigliare che dice no a un'opera del genere, lo è anche un ministero che ha detto no a un'opera del genere. E se noi vogliamo andare oltre e recentemente ho usato il termine asfaltare ogni opinione contraria solo per convenienza, perché come detto si vuole fare un'opera, magari non dico altro, e allora è bene che ci chiariamo. Io ho presentato questa mozione perché leggendo alcuni documenti, facendo un paio di calcoli, mi sono accorto che qualora, cosa che sicuramente sarà difficile che accada, visto che qualcuno sta già parlando di nuovi ricorsi per quello che è stato l'ultimo decreto di compatibilità ambientale emanato al Ministero dell'Ambiente, che qualora venga realizzato questo elettrodotto, noi ci troveremo in un percorso di circa 40 km, il doppio dell'energia che di solito circola nella nostra regione. Allora io vorrei capire questa energia dove deve andare, a chi deve servire, atteso che la storiella che deve servire alle acciaierie Bertoli Saffao di Udine non può stare in piedi perché quelle acciaierie non verranno collegate a un elettrodotto a 380 kV, ma uno a molto inferiore, tra l'altro interrato. Grazie. A lei risponde l'assessore Vito. Consigliere, è necessario premettere che Terna non può essere messa a confronto con le società private. Infatti queste ultime rispondono a logiche di mercato, mentre Terna opera ed agisce in virtù del decreto del 17 luglio del 2000, recante la convenzione all'allora gestore della rete di trasporto nazionale delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale. Tale convenzione, via via aggiornata negli anni, prevede la redazione del programma triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, successivamente ed attualmente denominato Piano di sviluppo della rete nazionale, predisposto ai sensi del DM del 20 aprile del 2005. Il piano di sviluppo è collegato alla concessione rilasciata a Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e dal decreto legislativo 93 del 2011. Il piano di sviluppo di Terna si deve inquadrare nel contesto di evoluzione del settore, in linea con le politiche energetiche e la strategia di sviluppo definita in ambito europeo e nazionale, con particolare riferimento alla strategia energetica nazionale SEN. La pianificazione delle reti di trasmissione nazionale è effettuata da Terna in modo da perseguire gli obiettivi indicati dal disciplinare di concessione, che fissa gli obiettivi generali. La medesima concessione dispone che, ai fini di assicurare uno sviluppo dell'RTN in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, sia predisposto annualmente, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dal MISE, un piano di sviluppo decennale contenente le linee di sviluppo della rete nazionale, definite, anche qui le vado a citare alcuni esempi, definite, non so, l'andamento del fabbisogno energetico, della previsione della domanda e tutta una serie di cose. Terna, al tempo, inserì il progetto dell'elettrodotto
Udine Ovest e Reggio Puglia nell'allora denominato Programma Triennale di Sviluppo nel 2002, con il fine di migliorare la sicurezza di esercizio della rete a 380 nell'estremo nord-est del Paese. Tra le motivazioni tecnicamente condivise che hanno spinto alla realizzazione di questo elettrodotto si pone in evidenza la criticità nella sicurezza della rete primaria del nord-est dell'Italia. Infatti la rete del nord-est attuale è caratterizzata da un basso livello di interconnessione di magliatura. La rete esistente a 380 si compone di un ampio anello che si chiude a ovest con la stazione di Dugale, Verona, e a est con la stazione di Planais, Udine. Così come strutturata, la rete in esame risulta fortemente squilibrata sul nodo di Reggio Puglia, attraverso il quale transitano i flussi di potenza provenienti dall'interconnessione Italia-Slovenia. Attraverso il progetto, in corso d'opera, verranno ridotti i vincoli sulla sezione di rete a valle del nodo di Reggio Puglia, che attualmente limita gli scambi con la frontiera slovena, e saranno maggiormente garantiti gli utilizzi delle risorse di produzione locale. L'elettrodotto da 1000 MW in cavo sottomarino interconnector, progetto di interesse comunitario da Salgaleda alla rete slovena, sarà associata a rinforzi di rete nel Veneto, che ne consentano la piena fruibilità, garantendo una maggiore capacità di trasporto dal nodo di collegamento dell'interconnector, prossimo alla frontiera, ai centri di carico del nord-est Italia. Come si può evincere, quindi, da quanto detto, le previsioni di capacità di trasporto sono dettate da dati ed analisi previsionali che tengono necessariamente conto sia della situazione contestuale all'interna della quale la Regione Friuli Venezia Giulia svolge un ruolo fondamentale. Non da ultimo si ricorda che nel medesimo progetto si prevede lo smantellamento di circa 120 km di linee elettriche obsolete. Infine, col DM 241 di data 6 settembre 2016, il Ministero dell'Ambiente ha sancito la compatibilità ambientale del progetto in argomento, sulla base di specifica delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 agosto del 2016, che tiene luogo del mancato concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Sia il DM 241 del 2016 sia la predetta delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportano che, rilevato il carattere di interesse strategico dell'opera in argomento, che come asserito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche nel corso della riunione istruttoria del 4 agosto 2016, adeguerà la magliatura della rete, incrementando la sicurezza di esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza del sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia, i rischi per il servizio di mutuo soccorso tra i sistemi elettrici di trasmissione al verificarsi di incidenti rilevanti e di limiti allo sfruttamento della produzione efficiente disponibile nell'area e di importazione dalla Slovenia. La Giunta regionale si è sempre dimostrata attenta sotto tutti gli aspetti riguardanti l'elettrodotto Udine Ovest di Puglia, che ricordo nuovamente di competenza autorizzatoria nazionale. La continua presenza sul territorio in risposta alle più diverse questioni riguardanti sia il tracciato sia le compensazioni ambientali ha fatto sì che anche all'interno del piano energetico regionale si sia potuto esprimere la volontà della rapida ripresa del percorso autorizzatorio al fine di riprendere i lavori rimasti in sospeso per rendere più efficiente il sistema elettrico regionale, risolvendo le interruzioni di rete che gravano sul sistema industriale regionale. La parola al consigliere Sergo per la replica. Sì, grazie Assessore. Apprendo che non ha voluto rispondere alla mia interrogazione, atteso che lei stessa dice che il piano che ha previsto la realizzazione di questo elettrodotto è del 2002. Sono passati 14 anni. Questa Regione negli ultimi 2 anni ha aumentato in maniera, non dico raddoppiandola, ma la produzione di energia idroelettrica, che è pur sempre rinnovabile, grazie a tutte le centraline che avete autorizzato negli ultimi anni. C'è il fotovoltaico, ci sono tutte le possibilità nuove di creare energia. Tutto questo, rispetto ai dati, non serve a giustificare l'opera, anzi serve a dire che quell'opera è totalmente inutile, perché se lei mi parla di nodo di Reggio Puglia, dove non si può più importare energia nucleare dalla Slovenia, ma poi mi dice che è in fase di realizzazione anche un altro elettrodotto sottomarino da Divaccia a Salgareda che porterà 6.000 gigawattora di energia come capacità. Se noi togliamo quei 6.000 gigawattora che finora stanno passando per Reggio Puglia, mi spiega cosa serve l'elettrodotto Udine-Reggio Puglia? A niente, a niente.
E siccome questa era l'unica motivazione che vi ha sempre permesso di giustificare Terna, perché non si può fare interrato, perché Terna dice, perché se lo dovessimo fare come lo fanno in Piemonte, dove è costato 1.400.000.000 di euro, non lo potessimo fare come l'hanno fatto a Sorgente Rizziconi, dove hanno interrato un elettrodotto a 380 kV, mentre qui ci avete definito analfabeti tecnologici, perché chiediamo la stessa cosa che hanno fatto in Calabria e in Sicilia, la stessa cosa. E avete sempre detto che non si può fare, però dalle altre parti si fa. Abbiamo capito che è insoddisfatto della risposta. È molto insoddisfatto, Presidente, perché è ora di finirla di essere presi in giro. È ora di finirla di essere presi in giro. Questo è il problema. Allora si danno le risposte chiare, si dice alla gente i motivi per cui si fanno le cose, si spiega tutto quello che è. Noi abbiamo chiesto una commissione speciale 2 anni fa su questi temi, ci è stata negata. Certo. Abbiamo chiesto l'audizione di Terna 6 mesi fa al Presidente della 4ª Commissione. Stiamo ancora aspettando che Terna venga qui a darci queste spiegazioni. È stato chiarissimo. Allora, se voi non volete decidere le cose, poi lamentatevi che la gente protesta, lamentatevi che le opere non si fanno, andate avanti così, mi raccomando. Grazie.